Buongiorno ragazzi, dunque anche oggi siamo qui per fare un bel giretto. Allora, ho pianificato circa un giro da 120 km tra le zone qui limitrofi, dunque Mestre e dintorni la chiamerò. Il percorso sarà completamente piano, ok? Partiremo da qui, zona Martellago, Laghetti, che sono un po' più avanti, ma poi ve li farò vedere qua al ritorno. Sarà il punto di partenza e di arrivo. Da qui andremo a raggiungere, diciamo, i punti saranno Santa Maria di Sala. Da Santa Maria di Sala poi si tornerà giù per Dolo fino a raggiungere Malcontenta, poi andremo a Mestre, Parco San Giuliano, torneremo indietro per Asseggiano per poi ritornare qui al Parco dei Laghetti. Bene ragazzi, state con me e seguitemi, a dopo! Dunque abbiamo passato Rovegano e adesso ci stiamo praticamente dirigendo verso zona Salzano più o meno. E queste strade mi fanno un po' rivivere la mia gioventù quando abitavo a Martellago e prendevo la bici e andavo alle varie sagre dei paesi limitrofi, dunque Salzano, Mirano. Fantastico, bei ricordi. Questa prima parte è veramente molto bella perché sono tutte stradine di campagna dove non c'è assolutamente traffico, c'è proprio la pace assoluta ed è fantastico. Poi tra l'altro, stando anche qui in zona, io non conoscevo nemmeno queste stradine qui, sono asfaltate per il momento e qui si assapora proprio la natura vera. Qui siamo sull'argine del Muson Vecchio, guardate che bello qui, paesaggi fantastici e sono a 2 passi da noi. Anch'io questi qua non li conoscevo prima di correre in gravel, dunque ragazzi veramente è un'esperienza fantastica. Questa disciplina fa scoprire posti incredibili. E riprendiamo e facciamo il nostro giro di boa per andare verso Dolo. Allora ho fatto questa strada di campagna, no? E niente, arrivava direttamente una casa finché una signora mi ha fermato e mi ha detto di tornare indietro perché ci sono troppi ciclisti che corrono nella sua proprietà. E vabbè, rispettiamo ovviamente questa regola. Vabbè, si ritorna indietro, vediamo di rifare adesso, di trovare il tracciato in qualche maniera. Ragazzi, siamo arrivati a Scaltenigo, in mezzo a strade e stradine che, se mi chiedete di rifare senza Garmin,
non ve le so proprio dire. Comunque è bello sto percorso qua, veramente bello. Siamo arrivati ad Olo, non ci siamo ovviamente entrati nel paese di Dolo. Ora stiamo fiancheggiando l'autostrada e adesso mi riporterà comunque in qualcosa di sterrato, adesso vediamo un po' il percorso. Questo diciamo è il lato un po' meno wild di questo percorso. Allora ragazzi, stiamo facendo una piccola pausa cibo perché ho proprio fame. Dunque, siamo arrivati all'altezza di Fesso d'Artico e adesso prenderemo il serraglio. Abbiamo fatto due o tre volte, ma sempre piacere di farlo questo come questo. Vabbè. Allora ragazzi, siamo arrivati a Stra. E qui siamo praticamente sul Brenta. Guardate che bello qui. Ok, fino adesso il giro è stato veramente fantastico perché strade, campagna, asfalto, c'è un po' di tutto e a parte sono stato ripreso un po' dalla signora perché quasi entravo a casa sua, però aveva tutte le ragioni in questo mondo perché è proprietà privata e bisogna comunque anche noi che facciamo grave rispettare gli altri, la proprietà altrui, insomma. E basta, adesso noi proseguiamo e adesso proseguiremo verso la riviera del Brenta e andremo verso la costa, verso Malcontenta. Allora ragazzi, dunque non ci facciamo mancare nulla. Allora, dopo i maiali, zona Mesola, dunque delta del Po, dopo le pecorelle, sul tragitto Penarapore, che dunque la Parenzana, oggi cosa abbiamo? Oggi la mucca! Eccola qui! Ciao bella! Ecco, diciamo che non so cosa ci possa mancare ancora, comunque se faccio altri percorsi e strada facendo troverò altri animali, volentieri ve li farò vedere. Costeggiando tutta la riviera del Brenta, però per tutte piste ciclabili. Guardate che questa che bella che l'hanno fatta. Wow, bella, fantastica. E siamo arrivati a Mira. Avete visto che bello dietro di me? Guardate il Brenta. Wow, oggi c'è anche il mercato, oggi giornata fantastica. Bene, andiamo avanti.
Ragazzi, un po' il punto. Allora, sono a 63 km, dunque sono a metà percorso. Dunque ho passato Miraporte, ho passato Oriago e adesso sono in mezzo al nulla e spero quanto prima di raccapezzarmi su dove sono. Comunque, anzi, già intravedo che forse quella è la Romea che devo attraversare. Guardate che belle queste stradine così perse in questa zona. Ho appena passato una camperista non per caso qui in Romea. Dunque, attraversata la Romea, io dico sempre di fare molta attenzione perché qui purtroppo non ci sono strisce pedonali e praticamente attraversare la Romea è come un gatto in tangenziale, dunque state molto attenti, insomma, ecco, non azzardate a fare cose rischiose, insomma. Ok? Wow. Quanti siete? Ma quanti siete? Appena passato Malcontenta e qui c'è anche la caserma dei lagunari. Qualcuno molto probabilmente della mia età ci sarà venuto qui o no? Bello l'anno di Naia, bellissimo! Per andare poi a Venezia c'è la CTV, credo. Ecco, allora per farvi vedere un attimo, dunque lì in fondo c'è l'isola di Petroli che vabbè non è proprio molto interessante sotto l'aspetto naturalistico, però in fondo ancora si vede un po' il ponte della Libertà, poi c'è Venezia, c'è la Giudecca, poi dovrebbe essere quella l'isola di San Clemente e la Sacca Sessola, mi pare si chiami, se non ricordo male l'isola, e qui invece c'è lo scolo del Brenta, che dovrebbe essere questo che dopo aver lasciato Fusina siamo ritornati a Malcontenta e siamo sbucati nuovamente in Romea, dove però questa volta c'è un semaforo pedonale, dunque non c'è molto pericolo per attraversare e ci stiamo dirigendo verso Marghera. Siamo arrivati alla Nave de Vero, dunque siamo passati dall'ambiente diciamo selvaggio a quello troppo civilizzato. Siamo fermati qui, anche se non è diciamo nel tracciato, ma qui a Forte Marghera è fantastico, guardate che bello. Questo ovviamente è un ex caserma che è stato poi diciamo dismessa
aver visitato Forte Marghera. Avete visto che bello, cavoli, fantastico. Allora adesso ci stiamo dirigendo verso Parco San Giuliano, dove ci riaffacceremo di nuovo in laguna. Ok, prima abbiamo fatto a Fusina, adesso lo faremo anche qui. Allora ragazzi, dunque siamo arrivati a Mestre, abbiamo fatto San Giuliano, ma ho avuto un piccolo problema alla camera. Allora sto riprendendo col cellulare. Allora sono in via Circonvallazione e adesso andremo in via Milanese per poi arrivare fino ad Asseggiano. Comunque ragazzi, facendo un po' un resoconto, siamo al 115° chilometro e come dicevo prima adesso siamo diretti verso i laghetti di Martellago. Eccoci, dunque abbiamo finito questo giro con 123 km circa, completato in 5 ore circa. E dunque abbiamo fatto, ricapitolando un po' l'ultima parte perché è stata un po' incasinata visto che la Insta mi ha un po' abbandonato. Dunque da Mestre, dove ci sono comunque delle ciclabili fantastiche, molto attrezzata Mestre per correre in bicicletta, dunque veniteci pure. E dunque da Mestre abbiamo preso la via Milanese per poi arrivare ad Asseggiano. Da Asseggiano poi abbiamo preso la via Frassinelli che ha tagliato completamente fino ad arrivare al Parco Laghetti, che vi ho fatto vedere proprio qui poco fa, che ci sono ovviamente passato. Giro veramente bello, fantastico, da provare come tutti gli altri, ok? Questo addirittura è tutto un curva contro curva e molla, riprendi eccetera, dunque è veramente bello, tipo quasi un ciclocross alla fine, anche se la maggior parte comunque in asfalto. Ci sono dei tratti in sterrato, sarà più del 20%, però la maggior parte comunque è asfalto. Bellissima la zona ovviamente di Stra, bellissima la zona di Fusina che non l'avevo mai vista, Parco San Giuliano ovviamente, e tutte le campagne comunque limitrofe qui sono state veramente molto bene ragazzi. Anche questo si è concluso bene. Alla prossima, ciao.